Una settimana di riposo in più nelle gambe, il vantaggio di aver chiuso il campionato con 5 punti di vantaggio. Con queste credenziali il Borgo Incrociati ospita nella finale del Guerino Strinati per volare in seconda categoria il Don Bosco, che in semifinale si è sbarazzato del Campo Ligure. Un successo del Borgo Incrociati e un pareggio è il computo dei due confronti in campionato. Al primo tentativo sono però gli ospiti a trovare subito il jolly con Trucco, che inventa questo filtrante per Ariotti, conclusione secca del bomber. Non basta l'opposizione di Secchi per impedire il vantaggio Granata, e al 16esimo in azione fotocopia, questa volta l'invito è di Sbardellati. Ariotti galleggia di nuovo sul filo del fuorigioco, la punta supera Secchi in uscita ma è tempestivo sulla linea di porta il salvataggio di Imperiale. Neanche un minuto dopo, contatto in area ospite tra Ghio e Bellinzona, il signor Millesi tra le proteste ospiti opta per penalty e cartellino giallo per il centrocampista Granata. Dal dischetto Calbi spiazza Cabrezzaghi per l'1-1. 26 minuti ingessati nella ripresa, ma alla prima occasione il Borgo Incrociati mette la freccia ancora con Calbi, lestissimo sul primo palo ad assestare la zampata vincente sul corner di Benninati. Ma 6 minuti dopo il neoentrato Tripodina, subentrato a Ducco, da neanche 60 secondi confeziona l'assist del pareggio per l'altro neoentrato Cavallini, che di testa anticipa l'uscita di Secchi. A seguito dei festeggiamenti ospiti si scaldano gli animi, e a farne le spese con il rosso diretto è Ivaldi, allontanato dal direttore di gara. Parità numerica ristabilita 3 minuti dopo per il rosso a Cipollina per un gesto di reazione ai danni di Boccaccio. Al secondo minuto di recupero è ancora un indemoniato Tripodina a servire Ariotti, che prende la mira ma alza troppo la mira. 5 minuti di recupero non bastano a sbloccare la situazione, si va ai tempi supplementari. Tempi supplementari dove Cavallini, dopo un minuto alla palla del nuovo vantaggio sul filtrante di Tripodina, ma allarga troppo la direzione del proprio piattone. Ma il Borgo Incrociati a passare al 100° minuto con Boccaccio, che sfrutta lo svarione difensivo ospite fulminando Caverzaghi in uscita. 10 minuti dopo ancora Boccaccio arpiona palla a medulla, Caverzaghi con i piedi tiene ancora in ossigenazione i salesiani. 5 minuti del secondo tempo supplementare e Arbore con un destro macchiato costringe Caverzaghi al miracolo oltre la traversa. 3 minuti dopo il neoentrato Mazzotta per il Don Bosco centra per l'irruzione aerea di Medulla, che però indirizza alla figura di Secchi. Gli ospiti mettono alle strette il Borgo Incrociati. Al 119esimo solo la traversa nega il pari al destro affilatissimo di Cavallini. Dopo 128 minuti di contesa il Borgo Incrociati può volare in seconda categoria. Dopo una vera e propria battaglia condita da 5 reti, 2 espulsioni, addirittura 128 minuti di gioco, il Borgo Incrociati può festeggiare il ritorno in seconda categoria in una gara decisa dalla calma che l'esperienza della squadra di Delfino può vantare nel proprio 11. Una gara che il Don Bosco per alcuni tratti è sicuramente apparso più fresco ma inconcludente. I salesiani possono ancora sperare nel ritorno in seconda categoria, però dalla porta secondaria.